Isa, pastore tedesco di 5 anni, è un cane guida. La sua padrona Simona è la vicepresidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi. Insieme fanno tutto, insieme si muovono in città, per strada, nel traffico, pieno di insidie per un non vedente. Il cane diventa praticamente un'estensione nostra, una parte di noi indispensabile per i nostri movimenti. Un animale ben addestrato impara ad evitare gli ostacoli, a mantenere una distanza di circa 40 centimetri dalle cose per lasciare sempre lo spazio al suo padrone. Arriva ai suoi richiami, si infila alla pettorina quasi da solo. A Pedavena, nel Bellunese, una manifestazione promossa anche dalla scuola triveneta Cani Guida di Selvazzano ha evidenziato l'aiuto, a volte indispensabile, che il cane può dare all'uomo. Siamo stati allertati, solitamente i casi più numerosi sono quelli tipico dell'anziano che si allontana dalla casa di riposo, cercatore di funghi. Sono state tante le dimostrazioni aperte anche al pubblico con cani guida, ma anche cani da ricerca, da soccorso, cani antidroga della Guardia di Finanza e cani da compagnia.